Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around since I was. Salve ragazzi e benvenuti all'interno di una nuova parte di Syndicate. Oggi ci ritroviamo a Los Angeles nel 2069. Come potete vedere siamo di nuovo nelle mani di Kilo. Vediamo se riusciamo. Eccoci qua nelle mani di Kilo. Vediamo se non ci fa ammazzare. Siamo scesi per il nostro ascensore. Come potete vedere, Il chip dell'agente ecco. Merritt è stato rilevato nel distretto commerciale a Spire. Ok, perfetto. Come potete vedere in basso a sinistra disponiamo di una nuova abilità, ovvero l'abilità del contrattacco, oltre a quella suicidio. Il nostro contrattacco ci è stato illustrato all'interno di un tutorial abbastanza lungo per mostrarci tutte le sue qualità, ma questo contrattacco in pratica è un'abilità che disarma il nemico, cioè l'arma del nemico esplode e il nemico è più vulnerabile per una manciata di secondi, e a breve ve lo illustrerò appena incontrerò qualche stronzo da fare a pezzi. Intanto vediamo se possiamo provare la nostra capacità dell'incredibile Hulk, vediamo se riusciamo a saltare questi 10 metri qui con il nostro Kilo. Avanti Kilo, olè, beh, ce l'abbiamo fatta. Andiamo avanti. Vediamo un po'. Ehi, guardate un po' ragazzi, possiamo forzare anche i circuiti dell'ascensore. Vediamo un po'. Ecco dov'è. Ah, ecco, possiamo farlo salire e scendere l'ascensore, perfetto. Intanto andiamo più vicino, vediamo se possiamo salirci al di sopra. Ok, passiamo all'interno di questi tubi. Bene, questi tubi congelati. Ci siamo congelati pure le chiappe, ci siamo seduti sui tubi. Bene, ecco qua l'ascensore. Ah, dobbiamo portarlo praticamente su, in modo tale che possiamo salire al di sopra. Forziamolo ancora un po' di più. Ok, così possiamo passare all'interno. Ho capito bene? Sì, perfetto. Qua c'è un boccaporto, rompiamolo. Ok, siamo scesi giù. Vi mostrerò nel più breve tempo possibile la nostra abilità. Ecco qua, forziamolo ancora, facciamolo scendere. Ci sono nemici che rompono le palle. Ecco qua abbiamo la nostra arma preferita ragazzi, il nostro Gauss. Ecco qua, guardate che utile. Utilissimo. Ecco, mi stanno arrivando. Ecco, adesso vi mostro l'abilità, guardate. Ecco, il nemico più vulnerabile. Guardate un po'. Muore quasi all'istante. E ovviamente perde anche la sua arma. Perfetto. Vediamo un po' che armi hanno. Hanno la pistola, che abbiamo pure noi. Anzi no, noi abbiamo 2 fucili. Ok, allora prendiamoci la pistola. Il Gauss lo... vabbè ragazzi, lasciamo il Gauss. Prendiamoci la nostra arma. Questa qui. Questo mitragliatore. Ehi, ci sparano? Chi è che spara? Diamo un'occhiata. Ecco, quello là sta scendendo con la fune. Spider-Man abbiamo. Forziamo l'ascensore, facciamolo riscendere. Ecco là un altro contrattacco. Perfetto. Era dietro la barricata, non siamo riusciti a ucciderlo. Utilizziamo il suicidio. È utilissimo in queste modalità. Gli attacchi a distanza soprattutto. Perfetto. Dov'è l'ascensore? Ecco, forziamolo ancora di più. Portiamolo giù. Ok, possiamo entrare. Abbiamo distrutti. Prendiamoci un po' di armi. Bene, questo che arma ha? Ehi, guardate un po' ragazzi, una nuova arma. Fucile da cecchino Kusanagi. Da cecchino però, vediamo un po'. Ehi, guardate che forte, trovata nuova arma. Allora ragazzi, ecco la nostra scheda del prodotto. 9,5 kg, modalità primaria di fuoco semiautomatico, fuoco secondario, mirino disattivato per il combattimento ravvicinato, e anche un effetto aggiuntivo. Entrambe le modalità di fuoco primaria e secondaria usano una versione estesa dei proiettili sovrapressurizzati, capace di spezzare le coperture meno resistenti. Perfetto, è il fucile che fa per noi ragazzi. Vediamo la seconda modalità di fuoco. Perfetto. Ok, scendiamo, qua c'è un altro boccaporto. Utilizziamo il nostro peso per distruggerlo, non ce la facciamo. Rompiti, rompiti maledetto. Ce n'è un altro dall'altro lato mi sembra. Vediamo, eccolo qua, l'avevo visto. Bene, bel calcione. Olè. Dove sono? Ehi, 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 ci sparano ragazzi, ci sparano. Dove sono? Ah, eccoli qua. Wow, guardate che forte questo fucile. Un colpo gli spezza l'armatura. Fortissimo. Teniamolo, teniamolo, mi piace. Andiamo, vediamo un po', questa porta è chiusa. Il nostro cartellino lavorativo non funziona, non passa. Maledizione. Andiamo avanti. Ah, ecco un altro boccaporto. Questi boccaporti mi aprono le porte del paradiso, perché mi risolvono gli enigmi. Potrei perdere tantissimo tempo. Bene. Un altro condotto dell'aria. Preghiamo che non accendano l'aria calda. Preghiamo. Che dobbiamo fare un altro salto dall'incredibile Hulk qui. No? Oh sì. Oh, attenzione ragazzi. Vediamo un po'. Ah no, qua c'è forse l'ascensore che si è messo davanti e non ci fa scendere giù. Vediamo, forziamolo. Dov'è? Ascensore. Eccolo lì. Ecco, l'abbiamo fatto scendere giù. Entriamo. Eccoci. Ah, infatti c'era l'ascensore, non ci voleva fare Hulk. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Scendiamo. La zona rossa. Luci rosse. Wow.
Qua c'è... Ecco, oi ragazzi, chi è questo? Rompe le scatole. Ci ha fatto ridere praticamente. Questo scudo non gli è servito a niente. Questo fucile veramente ci ha aperto le porte del paradiso. Con un colpo distruggiamo a tutti. Qua ci sparano. Chi sono questi? Rompe le scatole. Ehi, anche le navicelle ci sono, maledizione. Vediamo. Facciamo il tiro a piattello con questo fucile, ragazzi. Un colpo e lo distruggiamo. Bene. Ah no, ci rimane solo un colpo, ragazzi. Ma meglio non sprecarlo. Utilizziamo la nostra pistolina. Utilizziamolo per qualcosa di più importante. Eccolo qui. Perfetto. Dobbiamo trovare un altro fucile da mettere al posto della nostra pistola, perché non pensavo che avevamo così pochi colpi. Bene, andiamo avanti. Vediamo un po' cosa c'è qui. Ecco, saltiamo sull'ascensore. Olè. Perfetto. Dove dobbiamo andare? Ah, ecco, là c'è una fessurina. Ma di qua non andiamo da nessuna parte. Qua ci sono gli abissi. Sprofondiamo se cadiamo giù. Andiamo. Dobbiamo andare dall'altro lato. Decrittazione e pulizia completata. Perfetto. Pensi che sapesse Ehi, dei scambi? Non lo so. la dottoressa, ragazzi. Guardatela. Ehi. Ah, non ci può sentire. Riconcentrati. Devi Maledizione. L'interazione con i membri di altre corporazioni può essere punita con il licenziamento. Invio del file al comando esecutivo Eurocorp in corso. Forse la dottoressa ci sta tradendo, ragazzi. Maledizione. Hiro, ci sei ancora? Questo è il piano. Dobbiamo portare il treno fuori da qui. Vai verso la stazione, ci incontriamo lì. Ok. La dottoressa, ragazzi, ci sta tradendo. Maledizione. Era così carina, era stata così carina con noi. Forse ci voleva portare anche lei dalla sua parte. Speriamo di no, dai. Comunque, ecco qua la porta aperta finalmente. Ah, la luce verde, che bella. Ehi, qua c'è il gas che esce fuori. Meglio andare piano, scendere giù. Ok, andiamo. Ma cos'è questa zona? Tutto questo gas qui. Andiamo. Dove siamo? Vediamo. Ehi, ci sono dei civili. Si mettono a terra. Ehi, ehi, ehi. Qua c'è il pelatone che vuole romperci un po' le scatole. Speriamogli nelle palle. Ecco, l'abbiamo ammazzato. Guardate qua. Caduto giù. Bene. Open. Queste donne qua messe a terra che si spaventano. Non gli facciamo niente, dai. Andiamo avanti. Sembra tranquillo. Questo qua non è con noi però, ragazzi, o sì? Ehi, questo qua mi sta antipatico lo stesso però. Ehi. No, non è con noi, perfetto. Non ci ha fatto nulla. Ehi, cos'è sta musica, ragazzi? Mi sa che siamo in un pub. Vediamo. Uè, c'è la discoteca, ragazzi. Guardate che fate, ci sono tutti che ballano. Andiamo a divertirci. Dai, Kilo, dai, muoviti. Dai. Ehi, guardate come ballano. Valutazione tattica Yeah, prevista. yeah, yeah, Schierare yeah, yeah. una No, unità. dai, sono spaventati tutti appena ci hanno Aspetta visto. unità corazzate. Ma no. Volevo ballare. Dai. Combattiamo con la musica. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ci stanno ammazzando sti cornuti. Yeah, yeah, yeah. Ehi, granata! Via! Via! Attenzione! Attenzione, ci stanno ammazzando! No! La musica ci ha fatto eccitare troppo. No! Ecco il nostro Kilo sconfitto, ragazzi. No. Ce la facciamo adesso. La musica non ci deve fermare la musica. Andiamo avanti. Troppo eccitato. Il pelato di nuovo rompe le palle. Andiamo avanti. Andiamo. Ok, dai, ecco la musica, ragazzi. Eccola qua di nuovo. Dai, prendiamoci il nostro fucilone. Valutazione tattica Adesso vi faccio prevista. vedere io, così non rompete più le palle. Retroguardia. Ecco qua. Aspettati unità Sì, corazzate. unità corazzate. Mi avete fregato una volta, adesso non mi fregate più. Ti sparo nel... Ah, hai detto dove sei? Alzati. Bang. Ok. Dobbiamo farci adesso alla Matrix, ragazzi. Un colpo solo. Dai. Uccidiamo tutti. Andiamola. Non mi fregate più adesso, sto è un altro fucile, perfetto, dai. Adesso balliamo, ragazzi, state lì, non ve ne scappate. Il tempo che uccida questi stronzi. Ok. Così avete visto anche che il nostro Kilo non è immortale. Avanti, non ci sono più nemici. Dai, possiamo ballare, ragazzi, avanti, alzatevi. Yeah. Guardate che forte. Alzatevi. Dai, va. Ehi, sono arrivati. Hanno capito le nostre intenzioni, che vogliamo divertirci senza di loro. Gli stiamo fregando le donne. Andiamo, che ci ammazzano di nuovo. Via. Modalità Matrix. Il nostro lanciagranate. Beh, quest'arma è davvero molto forte. Ehi, quello che ha un bazooka, ragazzi. Andiamo. Ok.
sono finiti i colpi, dannazione. Vediamo un po' che abbiamo qui, niente. Vieni qua, maledetto. Ecco, gli abbiamo spezzato il collo, ragazzi. E finalmente qualche arma, anzi no, qualche munizione in più per il nostro fucilone d'assalto, il nostro cannone. Vediamo quest'altro, uccido. Perfetto, prendiamo altre armi. Yeah, dai, alzati. No, non vogliono ballare con noi, ragazzi, facciamo veramente pietà. Ci trattano come a The Witcher, nessuno ci calcola, maledizione. Andiamo, abbiamo una granatina. Ecco, vediamo come si usano. Ah, eccole, guardate che forte le granate. Guardate quanto sono forti le granate. Ehi, ci sono gli armamenti speciali qua. I rinforzi, li abbiamo stesi. Ah, non ci hanno fatto ballare però. Andiamo. Yeah. Lasciamo il pub. Qua c'è la lista degli orari. Andiamo, qua cosa c'è? Nulla. Possiamo raccogliere qualcosa, un manichino. Perfetto, nuovo log personale. Bene. Ehi, no, non la voglio questa pistolina. Basta con la 44 Magnum, andiamo avanti. Attenzione clienti. Offerte del 5%, ma chi se ne frega delle offerte? Ehi, eccoci qua. Ecco altri nemici, ragazzi, preparatevi. Mac ready. Dove sono? No, dai, se ne sono andati. Ah, eccolo, fire. No, non l'abbiamo mancato. Anzi no, l'abbiamo mancato. Quando perdiamo colpi di questo fucile mi arrabbio, perché sono davvero fortissimi. Andiamo avanti. È stato uno stronzo. Utilizziamo il contrattacco, non l'abbiamo utilizzato più. Ci si era messo in modalità sopravvivenza. Eccolo qua, utilizziamo, guardate. Ecco, il nemico è a terra, perde praticamente conoscenza per qualche minuto ed è più vulnerabile agli attacchi. Bene, andiamo, qua c'è il bagno degli uomini, vacant. E delle donne. Quello delle donne non possiamo entrare, maledizione, tanto ci stanno ammazzando. Eccone un altro. Dammi la tua arma. Vediamo che arma ha. Non mi dite che ha quel fucilone. Ecco il cannone, ha il cannone, ragazzi. Ecco il cannone. Ha abbastanza colpi per buttare a terra tutto. Eccolo qua. Guardate quanto danno che ci fa questo cannone di cacca. Ok, ucciso, liquidato. Abbiamo il super liquidator in mano. Andiamo. Benvenuti a Prospettive Pacifiche su Spari tipo Ben Lee. Bruce Lee, il fratello di Bruce Lee. Ben Lee. Ok, vediamo un po'. Ecco, perfetto, ragazzi, abbiamo completato anche il traguardo numero 3. Recupera spari. Vediamo un po' come siamo andati. Precisione è un po' scarsa, siamo infatti morti. Maledizione, tutto questo traguardo. Record personale, ce la siamo cavati abbastanza bene per quanto riguarda i colpi alla testa. Picchi violazione. Nessuno. Distruzione più lunga. Dai, ce la siamo cavata abbastanza bene. Ok, perfetto. Ragazzi, qui è tutto. Come potete vedere abbiamo completato anche questo capitolo. E adesso vediamo un po' cosa ci darà la campagna, cosa ci offrirà. E intanto questo qui era il nostro tutorial che, come potete vedere, non ho effettuato perché era abbastanza lungo e prolisso. Comunque, ciao a tutti da Edward Van Helgen. Mi raccomando, votate e commentate.